Buonasera a tutti. Governatore, grazie per l'opportunità che ci hai dato. È davvero per me un grande piacere avere l'opportunità di parlare a questa nobile assise, soprattutto fatta di dirigenti di primissimo livello dell'aionismo siciliano, ed è un modo certamente di confrontarsi in maniera serena, senza cadere naturalmente in quel personaggio che durante la Rivoluzione francese, Ariosto nell'Orlando Furioso ebbe modo di citare, quel personaggio che è diventato proverbiale come esempio di eroe forte, ardito, ma soprattutto litigioso, attaccabriglie e millantatore. Noi invece dobbiamo cercare di assumere una dimensione diversa. Finalmente ritengo che oggi ci è stata data l'opportunità, l'occasione per confrontarsi. Io, vedete, da parte mia ho dato vita a un piccolo, documento, se così si può dire, l'ho consegnato al governatore, un libro che racconta sostanzialmente in sintesi 5 mesi di attività, un libro che raccoglie tutte le iniziative che sono state fatte e non sto qui a tediarvi nel raccontare i vari interventi. Quello che emerge questa sera in maniera inequivocabile è che tutti coloro che mi hanno preceduto, devo dire onestamente, hanno dimostrato nell'esercizio delle loro funzioni, nell'anno sociale in cui hanno esercitato il ruolo di governatori, di essere stati dei governatori che non hanno fatto altro che porre in essere il meglio di se stessi per ciò che riguardava il loro modo di vedere l'aionismo. Io colgo l'occasione qui per intanto salutare tanto anche il PAST direttore internazionale, ma mi pare di vedere anche, e ho visto prima che in collegamento c'è anche il PAST presidente internazionale, che ringrazio anche il PAST presidente del Consiglio Governatori, saluto il PAST presidente del Consiglio Governatori, ma colgo l'occasione anche per volgere a lui un grande augurio per il risultato raggiunto dell'amico Antonio Pugliese, essendo diventato presidente dei revisori dei conti nel multidistretto, una carica che credo noi non abbiamo avuto in questo sessantennio, se così si può definire, di storia laionistica. È sicuramente un ruolo di primissimo piano che ci fa onore ancora di più al nostro distretto. Complimenti davvero a te e credo che sia il caso di omaggiare a lui un applauso da parte di tutti noi di condivisione. E proprio per questo mi viene parlando di questo, parlare di te, partendo dal concetto di umiltà, che è una dote sicuramente molto importante, un modo di essere che merita di essere preso in considerazione e un modo ideale nell'approcciarsi a qualsiasi aspetto della vita, dal lavoro all'amore, dall'amicizia alla competizione e quindi all'associazionismo. Io ritengo che ciascuno di noi ha dei modi diversi di approcciarsi, però il vero problema è capire che quando lui parla di disallineamento, secondo me quello che è accaduto l'anno scorso, nel mio anno sociale, io non lo auguro a nessuno. E io sono qua, cara Mariella, caro Franco e caro Maurizio, perché devo essere il testimone oculare di quell'importanza che è necessaria in un distretto, in un'associazione laionistica, che è soprattutto data dalla continuità. Ed è data soprattutto da quel concetto di armonia necessario. E allora quando si parla di disallineamento voglio capire se è un disallineamento che riguarda gli uomini o la qualità o il contenuto delle cose fatte. Perché se riguarda gli uomini veramente è ben poca cosa. Vuol dire che involontariamente pecchiamo di stupidi protagonismi che non servono a nulla. Ma se riguarda il contenuto, questo va sicuramente rivisto. Ma io ho la sensazione che, Mariella, devo ringraziarti perché molte delle tue attività, per non dire quasi tutte, vuoi prenderle come vuoi, ma alla fine sintetizzano l'azione da me prodotta l'anno scorso. È davvero eccezionale tutto questo e sono felice e contento, perché non posso essere invidioso, ma felice e contento. Perché quando io parlavo di quel modo di essere già
primo vice governatore nei confronti di Enzo Leone o di essere governatore nei confronti auspicabili degli altri, lo voglio continuare a essere comunque sia da immediato paste e comunque sia dal prossimo anno da paste governatore. Ognuno di noi deve recitare il ruolo che l'associazione gli affida. In questo momento io sono l'immediato paste e lo esercito in qualunque posizione io mi possa sedere, non è questo l'essenza. Quello che conta è essere a totale disposizione dell'associazione. Noi non siamo a disposizione di noi stessi. Quello che non riesco a capire è quando ogni volta si dice, e sento in diversi interventi, non bisogna mai fare dell'associazione un momento di interesse personale, ma dobbiamo guardare al futuro. Ma io conservo diverse mail o comunque sia WhatsApp di soci che mi hanno chiamato perché avevano esigenza di qualcosa per il figlio, la figlia, la moglie, eccetera, eccetera. Non credo che questo sia degenerazione dell'attività laionistica, fa parte di un rapporto laionistico tale per cui è giustificato il nostro modo di essere, la presenza sul territorio che ci accomuna in un unico obiettivo, che comunque è servire il prossimo e migliorare le condizioni di vita di ciascuno di noi, soprattutto di quelli che stanno intorno a noi, stanno peggio di noi. E allora dinanzi a questo cosa occorre fare? Mettere da parte, non deve esistere l'istituto dell'astio, l'istituto del rancore, l'istituto del risentimento. Dobbiamo viceversa fare tesoro di tutte le bellissime cose che questa sera si sono dette, e vi posso dire che uno per uno mi ha lasciato sicuramente qualcosa. Sono davvero colpito da tutti i singoli interventi, e in ogni intervento, se ci fate caso, se guardate la cronologia degli interventi, notate anche lo spaccato diverso dell'associazione, che nel tempo cambia pelle. Ma non è possibile pensare che il primo intervento sia peggio dell'ultimo, ma sono tutti adeguati al momento in cui si esercitava il laionismo. Per cui, Mariella, quando noi dobbiamo porci la domanda, e ce la dobbiamo porre ora, cosa noi serviamo nella società? A cosa serve l'associazione oggi nella società? Io ritengo che è ben poca cosa pensare solo ed esclusivamente a svolgere un ruolo di solidarietà pura. La nostra sussidiarietà, purtroppo, caro Antonio, forse non è un caso, tu mi hai fatto delegato ai rapporti con le istituzioni quando eri governatore, quindi nessuno è diventato rosso allora, non so se rendo l'idea, perché io già, è la mia passione, ognuno di noi, tu Domenico fai il medico, è come se facessero di te il responsabile, sei all'ONU per rappresentare naturalmente il Lions, non dal punto di vista legale ma dal punto di vista professionale che rappresenti, quindi ritengo che ciascuno di noi è ciò che è dentro e deve fare a meglio. E quando poc'anzi ho sentito parlare ad alcuni dicendo che in fondo noi siamo dei talenti che dobbiamo essere utilizzati nella realtà per migliorare la stessa realtà, ma è giusto che ognuno si dedichi a ciò che sa fare, perché non ha senso cambiare la nostra funzione sul territorio. Viceversa, noi dobbiamo cercare di essere coesi, cercare di essere al tempo stesso rappresentativi l'uno dell'altro nella diversità che è la nostra forza. Se noi togliamo l'essenza della diversità, creeremo omologazione. E meno male che c'ero io l'anno scorso, perché probabilmente abbiamo creato una scossa energetica, abbiamo ripreso il concetto di entusiasmo. E questo è servito, perché voi o non voi, caro Domenico, sono entrati 400 nuovi soci. 400 nuovi soci. È come se per un attimo il distretto è passato da 3.400 a 3.000. Quindi 400 nuovi soci che sono entrati. Che significa? Significa che in fondo in questo distretto c'è una grande voglia di cambiamento. E allora il cambiamento lo dobbiamo interpretare tutti insieme, perché ciascuno di noi, involontariamente, senza che se ne accorge, è interprete delle istanze di taluni di noi. Magari il mio modo di fare fa simpatia a Tizio, il modo di fare di Salvo Ingrassia fa più simpatia a Caio, il modo di fare di Sempronio fa più simpatia a Spada, ma in sintesi noi diventiamo la sintesi del tutto nel Lion e quindi diventiamo punti di riferimento nel territorio. Ecco che dobbiamo solo essere bravi protagonisti di tutti noi, cercando di esaltare le nostre azioni sul territorio e non denigrarle invece. Perché se noi ragioniamo insieme come squadra,
Vi posso garantire che non usciranno 380 soci, non usciranno perché non ci sarà sicuramente la diffamazione, non ci sarà la calunnia, non ci saranno le liti, non ci saranno più quelle situazioni per cui il socio medio che viene nell'aionismo per crescere. Io ho sentito molti che si approcciano all'aionismo, sapete perché? Per differenziarsi dalla società, perché vogliono avere a che fare con una società che sia più contestualizzata alle loro esigenze e che vogliono rapprocciarsi con un livello culturale diverso. Ma quando trovano, e ha fatto bene, non so chi è stato, quando ha detto noi non dobbiamo essere lo spaccato della società, perché di fatto se vengono nei Lions e trovano esattamente quello che c'è nella società, ecco perché se ne vanno poi i Lions. Molti se ne vanno perché trovano esattamente, come si suol dire, il cortile che c'è nella società civile. E quindi noi invece dobbiamo cercare di fare di necessità virtù. Dobbiamo creare le condizioni, ciascuno di noi, in riferimento alle proprie capacità, in riferimento alla propria storia, mi riferisco a Salvo Giacona, alle esperienze che ciascuno di noi ha, a Franco Freni, alle capacità che di fatto nel tempo ha dimostrato di avere l'amico Pellegrino e tutti gli altri presenti, officer qui presenti e quelli che sono a casa in questo momento. Io ritengo, e concludo, che dobbiamo cercare ad ogni modo di essere responsabili di ciò che facciamo, convintamente responsabili, e avere la consapevolezza del ruolo che noi oggi abbiamo nella società, che non è un ruolo residuale, ma un ruolo importante, perché l'anno scorso non abbiamo fatto passerelle, abbiamo sì fatto interpretato un modo di essere dell'aionismo che in quel momento la società, e sono convinto che anche oggi la società ha di bisogno. Caro Franco, noi dobbiamo essere interpreti di questo momento del bisogno della società, di questo cambiamento epocale. È un cambiamento che noi stiamo vedendo. Voi vedete quanti migliaia di soci stiamo perdendo nel tempo. E se ci fate caso, non è che li stiamo perdendo in Sicilia, no, perché noi in Sicilia non stiamo perdendo i soci, siamo a positivo. Il trend ha cambiato da Enzo Leone, dopodiché siamo ancora in positivo. Ma quindi il cambiamento in negativo sta avvenendo altrove. Il problema è che se gli altri interpretano realmente le esigenze, io sono convinto che noi siamo sulla buona strada, che questo comportamento, questi incontri, questi momenti di condivisione delle esperienze servono a rafforzarci ancora di più e a cercare di estenderci dal punto di vista territoriale laddove magari la nostra azione ancora non è arrivata. Io sono convinto che attraverso, soprattutto il passo indietro, se così si può definire, dell'orgoglio, il passo indietro, se così si può dire, di quel comportamento che non è condivisibile nell'aionismo. Io non posso parlare di 30 anni di storia leonistica, ma posso parlare di 12 anni, 13 anni di storia leonistica e vi posso già raccontare tutto ciò che è accaduto, uomini e cose. Uomini che ce l'avevano a morte con Tizio, oggi uomini che viceversa vanno a cena e si sposano con Caio. E allora dinanzi a tutto questo vuol dire che c'è una mutevolezza delle cose, ma perché alla base non c'è forse probabilmente l'essenza di essere Lions. E allora per essere veramente Lions e convinti di quello che noi dobbiamo fare, dobbiamo solo volerci bene, una parola semplicissima, e accettarci così come siamo, partendo dal presupposto che nessuno di noi vuole il male dell'altro, ma vuole semplicemente cercare di rendersi utile al migliorare la nostra società. Vi ringrazio davvero di cuore e sono convinto che questa iniziativa e tutte le altre che proseguiranno mi vedranno intanto a me umilmente sempre disponibile qualunque sia la posizione e comunque sia auspico la condivisione di tutti in modo che non ci possano essere più mal di pancia ma ci sia solo e esclusivamente la serenità che è la cosa che oggi non soltanto il laionismo ha di bisogno ma ha bisogno la società e noi possiamo diventare di fatto i punti di riferimenti veri della società. Perché qui, in questa sala, se vi guardate, nella diversità, ci sono uomini e donne che rappresentano uno spaccato della società, l'uno diverso dall'altro, e molto rappresentativi e autorevoli. E sono convinto che il cambiamento deve partire soprattutto da noi. Grazie.